la Corte Costituzionale dovesse bocciare, come probabilmente andrà a bocciare l'impugnazione che è stata fatta, accogliere l'impugnazione del governo e bocciare la legge 16, che cosa si fa? La si ripropone immediatamente. La si ripropone immediatamente e chi ha la guida della regione deve avere la forza, l'investitura di consenso per portare avanti il percorso in tempi rapidi, rapidissimi. Abbiamo perso 4 mesi, era il 12 giugno che è stata approvata la legge. Devono essere adottate le delibere attuative, non sono ancora state fatte tutte per la paura dei funzionari, per la paura di essere ricattati, per la paura della Corte dei Conti. Anche qua dico una cosa a favore di Zaia, che però al tempo stesso dimostra che non la affronta. Mi hanno riferito fonti certe della regione che la Corte dei Conti chiede quasi tutti i giorni o comunque settimanalmente alla regione quante persone sono impegnate a lavorare per l'attuazione della legge 16. Voi capite che questa è una forma di minaccia. Io fossi il presidente, io andrei a fare un esposto alla Procura della Repubblica ogni volta che mi arriva questa richiesta. È intimidazione. Allora, funzionari, sì, una forma di mobbing, hai ragione. Funzionari deboli, preoccupati, politica debole, è chiaro che la legge rimane incagliata. Ecco perché diceva bene il sindaco prima che bisogna che facciamo diffusione e coinvolgimento. Questa dell'indipendenza, nell'ultimo messaggio che vi lancio, è una azione che noi dobbiamo vivere sapendo che Roma non c'entra nulla con l'indipendenza. Non è un nemico e non è neanche un interlocutore nella prima fase che noi dobbiamo attuare, è un interlocutore solo per la fase della concertazione delle operazioni di separazione, perché bisogna discutere. Non vogliamo mica atti che siano di violenza o di disordine, nessuno di noi, anzi è uno dei nostri slogan, lo diciamo sempre, guai se l'indipendenza dovesse diventare un tema di ordine pubblico. Sarebbe già persa la partita, finita. Non c'è azione violenta da fare, perché è quello che lo Stato vorrebbe. I due luoghi che vi ho detto del potere, Quirinale, il Ministero degli Interni, sono là, probabilmente potrebbero anche muovere azioni di provocazione. Non credo che abbiano facilità di attuarle, perché diffondendo sempre questo messaggio ormai abbiamo immunizzato bene il territorio. Sappiatelo, se qualcuno è qui dentro che ha in mente azioni di questo tipo, non lo vogliamo, non è gradito, non appartiene all'idea, ci danneggia enormemente. La forza viene dall'azione pacifica democratica, ma decisa però. È quella che dicevo prima, che se fossi io i funzionari hanno l'ordine alle 8:30 della mattina di realizzare quelle cose là, se no il giorno dopo lo mando via, cominciamo a fare la guerra all'interno, prima cosa. E poi la Corte dei Conti se rompe le scatole con questi atti di prevaricazione, di accertamento preventivo, si fa un esposto ogni volta alla Procura della Repubblica. Voglio vedere se il vertice della Corte dei Conti o il dirigente della Corte dei Conti ne manda un altro la settimana dopo. Guardate che la burocrazia si vince utilizzando i suoi stessi apparati e usando la legalità, perché questo è uno Stato. Tante volte l'ho scritto anche nel sottotitolo del mio libro. Lo Stato baro vive di legalità, e chi vive di legalità lo sconfigge usando la legalità. Ecco perché siamo forti, perché non abbiamo paura del confronto, perché la sfida è lanciata sul terreno dove noi siamo vincenti. Però dobbiamo essere partecipanti, dobbiamo essere determinati, non dobbiamo perdere tempo. Abbiamo una legge, ripeto, che è stata impugnata ma non sospesa e non riusciamo a farla progredire. Pensate, in questi mesi, noi in questi giorni, in queste settimane, potremmo portare al risultato, avremmo potuto già farlo, una legge che ci avrebbe già liberato, perché avrebbe scombussolato il quadro, parlerebbero solo di questo, sarebbero costretti a confrontarsi col Veneto. E quindi l'accelerazione rapida di questo percorso risolverebbe il problema. Guardate, io sono stato a Barcellona e ho incontrato Artur Mas, lo dicevo anche ieri sera per televisione, ma sapete che delusione? Pensavo tra me, ne parlavo proprio con il professor Bassani che mi ha accompagnato in questo viaggio. Dicevo, ma ti rendi conto, un evento del genere, così come
il 18 di settembre a Edimburgo, doveva esserci la nostra regione, doveva esserci Zaia, l'istituzione, doveva incontrare ufficialmente sia Alex Salmon il 18 di settembre, sia Arthur Mas il 9 di novembre, questo era il punto, doveva, non poteva mancare, perché ci colleghiamo al mondo, altro aspetto importante. Non pensate mica che l'indipendenza, tanto quindi per tagliare qualche illusione che qualcuno potrebbe far crescere dentro di sé, perché abbiamo totale consapevolezza delle difficoltà. L'indipendenza non passa mica, neanche se noi facciamo il 100% di consenso, se non c'è un consenso esterno, se non ti riconoscono. E quindi devi muoverti verso l'esterno, devi farti conoscere, devi creare legami con chi sta percorrendo lo stesso obiettivo di indipendenza. E lo raggiungeranno, perché i catalani hanno milioni di persone che vanno in piazza, hanno molti più vincoli e più ostacoli di noi. Arthur Mas, pur avendo fatto un para-referendum, sapete, no? Con una forma un po' equivoca, un po' ibrida, dove sono andati a votare peraltro 2.350.000 persone, adesso si trova indagato, tutte minacce. Una settimana prima del voto hanno fatto attraversare a Barcellona una tradotta di mezzi blindati alle 8 del mattino. Voi capite, una città di 5 milioni di abitanti, 4 quanti ne ha, vedersi alle 8 del mattino sulla strada principale tutta una fila di blindati è una intimidazione. E invece loro pacifici, tranquilli, quieti, perché forti, chi è forte non alza la voce, chi è forte continua avanti, sa che è una cosa giusta, che è impostata nella legalità, si raffrontano con l'Unione Europea, l'Unione Europea sta già lavorando per loro, per dirvi, sta già lavorando per loro. Anche se non lo dicono, c'è già una struttura diplomatica che sta lavorando per la Catalogna e sta parlando della formula che verrà utilizzata quando la Catalogna, ormai sono 6 mesi, 12 mesi, arriva, state tranquilli che arriva. A quel punto la situazione di fatto deve essere gestita e l'Europa ha parlato di una formula che salva, perché dicono se tu sei fuori, tu esci dalla Spagna, diventi indipendente, devi fare la domanda e non ti ammettiamo mica se non c'è il consenso di tutti gli altri stati. Siccome la Spagna si è opporrà, tu rimarrai fuori per sempre. Questa è la minaccia, e quindi con tutte le conseguenze, i guai che potrebbero derivare, ma in realtà valida, effervescente, ricca di iniziative anche imprenditoriali come la Catalogna. Invece l'Europa ha già coniato la formula, allargamento interno. L'Europa non può permettersi di commettere errori così gravi su una realtà che si sta democraticamente evolvendo verso l'indipendenza. Noi dobbiamo correre sulla stessa strada, sapendo che oggi, ripeto, abbiamo meno vincoli, meno ostacoli della Catalogna. Pensate il paradosso dal punto di vista legale, perché la legge loro gliel'hanno impugnata e sospesa, da noi gliel'hanno solo impugnata, dicendo: vediamo adesso voi in Veneto che coraggio, cosa fate? Vi lasciamo a voi i testimoni, vi do, giocate voi adesso la palla. E se ti vedono che non sai giocarla, allora si ridono. Ecco perché dobbiamo diventare noi attori sul territorio di un'attività di promozione, che vuol dire diffusione di consapevolezza, responsabilità, impegno, determinazione nel raggiungere l'obiettivo, facendo tutte le scelte ovviamente che questo obiettivo ci impone per essere raggiunto in tempi brevi e sempre senza perdere mai di vista quello che è il metodo che abbiamo delineato: pacifico, democratico e col consenso della gente. La via istituzionale è questa. Le vie spontanee non portano da nessuna parte, credetemi, portano anche a difficoltà e anche alla perdita di fiducia, quindi la strada è quella della regione. La regione è il luogo fulcro del cambiamento che abbiamo delineato con la legge 16. Io vi ringrazio.